Bene casalinga, reduce dal turno di riposo con 2 sconfitte alle spalle, vuole tornare a vincere all'Olof Palme, dove i 3 punti mancano addirittura dal 17 ottobre. Da Udino Baggio per Roblox, buonasera e benvenuti a Vigore al Godego. Giata cerca Kuc ma sbaglia, quindi il Messia si lancia benissimo, se barra, interviene per ripartire la squadra ospite. Sempre Flamingo Giata a cercare Massarotto con l'inserimento dell'Eva. Ancora Massarotto ci prova. Marchese con Zanatta cerca lo scambio, il 9 e il 7, Marchese verso la porta. Il Messia esce Kuc che vuole la pressione dei suoi. Quindi adesso il Vigore al con Marchese! Cosa tira fuori Marchese? Dalla lunga distanza, il destro che buca così. Pronti Meneghello e Marchese, l'arbitro mentre va a sistemare un po' la barriera. Io sfrutto il momento per ricordarvi che sono sempre disponibili le mix card di Roblox dagli highlights, le vostre azioni personalizzate. Ma torniamo a Meneghello che lascia l'incarico a Marchese. Trova una deviazione. È buono anche questo. Il Vigore Al si porta avanti di 2. E il Messia lo aspetta Medina. Il Messia si può accentrare, c'è Zanatta che va a fare un blocco, poi sempre Zanatta riceve il pallone. Salifu larga a sinistra dove c'è Wally. Salifu va di fronte a Wally, gli lascia lo spazio. Fischia il direttore di gara, solo Marchese adesso con la rincorsa. Il numero 9! Marchese ne fa 3 in 10 minuti nel primo tempo. Il numero 9 Nicolò Marchese e allunga 17 gol in campionato. Medina pronta alla battuta di questo corner, c'è Salifu che la vuole, incrocia. È bravo De Leva perché ci mette il piede, scende, reattivo. Poi con la palla in mano guarda il compagno più avanzato che è Zanatta, l'aggancio di Zanatta in area. C'è Dainese, basso, chiude. Ancora avvicinato per Mazzucato, invece la palla poi è fuori dall'ultimo uomo, il Messia. E cerca Mazzucato con il tacco, non ci arriva. Zanatta ci arriva sempre! Colui che fa partire l'azione, il numero 6 Bilal e il Messia, e dilaga il Vigore Al in questo primo tempo. Sono 4 e può cercare il poker con 3 gol su punizione. Parte il 9 questa volta Massarotto, è Zanatta che lo attende. Massarotto va al centro dove sbuca basso che poi va dietro per l'arrivo di Giata. Sebar sulla laterale di destra dove c'è Flamingo Giata. Punta all'autore della tripletta Marchese. Giata a doppio passo. Poi può arrivare Giata, invece arriva prima il Messia. Palla messa fuori da Kuc però non è precisa, quindi Vigore Al con la conclusione volante. Mette pressione a De Leva che però va lungo direttamente dall'altro estremo difensore che rischia, ma con un pallonetto manda Giata che può andare con il filtrante. Sebar sulla destra, c'è anche Salifu. Sebar cerca l'azione personale, si allaccia con Zecchinello, insiste Meneghello, quindi la porta via. Meneghello, il tocco da Marchese che va di prima proprio da Zecchinello. Mazzucato, c'è Meneghello vicino con il tacco, l'1-2 che si chiude ancora con Marchese. Meneghello, corner Infinity Godego che deve fare qualcosa di più in questo secondo tempo e ci prova adesso. Altro corner per la squadra di Paolo Marotta, sbagliato, anticipato anzi da Meneghello che poi vola via sulla fascia di destra. Meneghello di fronte a Prostocimi, non passa sotto le gambe. Meneghello, c'è il supporto arretrato da Mazzucato. Meneghello sceglie la via centrale dove arriva Marchese. Prostocimi di riflessi. Ancora 4-0 Vigore Al sull'Infinity Godego, l'azione manovrata bene. De Leva si chiude in calcio d'angolo, il triangolo che si chiude tra Wally, Giata e Medina. Battuto subito, ancora una volta i riflessi di De Leva. Massarotto si può girare, alza la testa al centro dove c'è Giata che ne evita 2. Giata se la costruisce, sempre le braccia di De Leva. Massarotto, c'è Medina dietro, Massarotto sbaglia, un appoggio semplice, quindi il Messia può andare da Meneghello. Meneghello ancora Prostocimi in uscita. Giata cerca d'esterno il compagno ma sbaglia e quindi può ripartire la squadra di casa con Meneghello che ne salta uno. Zanatta può andare al tap-in, invece è lucido e vede l'arrivo arretrato alle spalle di Simone Zecchinello che deve solo appoggiare in porta. Fa manita al Vigore Al. Il gol del numero 3, il suo primo gol stagionale. Wally perde palla, quindi Zanatta può andare verso la porta ma resta alto. L'Infinity Godego si salva sulla linea. Sebar palla al piede. Si chiude così il sipario al Palasport Olof Palme. Vince il Vigore Al e torna a vincere in casa tra gli applausi del pubblico con il risultato convincente, il 5-0 ai danni dell'Infinity Godego. Oggi una partita a senso unico, la tripletta di Marchese, El Messia e Zecchinello.